Ciao, ciao! Ciao, ciao, stiamo andando via noi, eh! Ciao canale! Sei bello stamattina? Sì? Ma che te rovini il telefono con l'arito che ho. Signore e signori, siamo arrivati a destinazione. Vi preghiamo di svegliarvi tutti quanti con il sorriso. Canale in canale, una manager a bordo di un camper in viaggio per l'Italia, tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Siamo a Palermo! E c'è anche uno spiraglio di sole. E per non abituarti, Vai, anche vai, stavolta siamo vai. negativi. Buona giornata. Ciao! Il canale fa rendere tutto più divertente. Dai che buttiamo la spazzatura a ritmo di musica. Su le mani ragazzi. Io col monopattino non so se sono capace. Secondo me sarai all'altezza. Ma dai che ce la fa. Tu devi spingere. Non mi va! Il mondo è mio. Apri gli occhi e vedrò. Fra mille. Perché non hai messo il casco? Spiega. Non viene dato in dotazione. Se no l'avremmo messo. Eh beh sì, perché raggiunge 25 km/h. Andiamo alla scoperta di Palermo! Non tutti sanno che Palermo ha il centro storico più grande d'Europa. Noi stiamo girando la città. E stiamo cercando un bagno per fare la pipì, ma non ci fanno fare la pipì. Niente. Perché non possono far usare i bagni in zona rossa. La Monica fra poco fa la pipì addosso. Ma non è vero! Io sono entrato in un bar e ho detto signora, lo so che non si può fare, allora noi lo faremo senza chiederle il permesso. Prendiamo caffè, poi andiamo al bagno e non abbiamo neanche chiesto e lei non ci ha neanche visto. E quando usciamo dal bagno ci urla dietro anche che non si poteva. E lei ha detto ragazzi, io capisco, cosa fate se no fate la pipì sulla strada? La Monica avrebbe fatto la pipì sulla strada, Ma dai, io no, no. ovviamente. Questa è la fontana Pretoria, detta anche fontana della vergogna. Ci sono 48 statue che il racconto vuole rappresentino dei personaggi discutibili del periodo che va dal 1700 al 1800. Cosa vuol dire personaggi discutibili? Le escort del tempo. Escort e gigolo. Questo cos'ha quello? Madonna, è piccinino, non viene visto. Questo è un appello che faccio ai giovani. Oltre a guardare i film porno, andate anche a vedere le statue. La storia ti insegna che tutto sommato non sei messo così male. Canale? Fai vedere il cartoccio? Brusa. Cos'è quella? Questa è la panella fatta con farina di sesi. Ok, grazie. Ah, lo stavo dicendo io. Poi arancine, arancina. Ne. Le arancine è stata proprio riconosciuta al femminile. E dopo aver visto Palermo ci stiamo incamminando verso l'influencer che più influenza le vite di tutti i palermitani, siciliani in Che generale. bello. Dove andiamo quindi? Lassù andiamo adesso. Perché non poteva venire giù? Ma se la tira un po' perché comunque è tanto importante. Lei ci farà fare un sacco di follower. È un modello di vita anche, eh? Ma va. Lei non è che sia una che fa tante collaborazioni, eh? No? No. Non puoi chiamarle e dire che ci troviamo a metà strada. Non ho un contatto diretto. Parliamo di una che è sopra. Eh? Vive in un posto incredibile questo influencer, eh? Ha scelto lei di venire a vivere qua. Ah, davvero? Sì. È una che ha sempre fatto dei bei contenuti. Ha sempre lavorato per gli altri. Non ha mai fatto sponsorizzate, mai collaborato con brand. E questa è una cosa bella. Ho fatto qualcosa in TV? Cinema? Teatro? Lei non ha bisogno di questi mezzi. Dobbiamo andare là noi. Andare là. Ti ho detto là perché sennò dopo era troppo lunga e lui ti ho detto là, in realtà è laggiù. Dove? Un po' più su, voleva volare l'Oselin della comare. Canale, ma dove siamo? Siamo di fronte al santuario di Santa Rosalia, l'influencer più famosa di Palermo, la santa protettrice di Palermo, la più influente della città, colei che salvò la popolazione facendo scomparire la peste. Ho portato per lei un pensiero, Guarda là, i tuoi follower sono loro importanti. una bottiglia del canale numero 5, Facciamo una cosa più inclusiva. un brindisi con lei. Con lei, a lei, con lei, per tutti. Ma è carino se noi facciamo un brindisi con la santa. Qua che c'è vicino alla chiesa, no? No. Semmai scendete giù. Sì, un po' più in là. Evviva! Sì. Allora Rosalia, hai portato via la peste, per piacere, fa un ben. Questa è la cosa che te la fa. Dai. Evviva! Quando si può dire sì, io so usare un camper? Quando?
Quando uno svuota la cacca senza problemi. Poi come si chiamano queste acque qua? Marron. No. Profumo di mare, profumo di... È giunto il momento. Sono contento, finalmente avremo un pigiama pulito, delle mutande pulite. Lavatrici, Cefalù la visiteremo il tempo in cui si lavano i nostri panni. lavatrici. 1, giù, 3, 4. Con te tutto chiuso. Fuori andare non si può. A mucchina, mascherina, zona rossa, lockdown no. Io non ci la faccio, stare in casa non riesco. Chiamo gambi lunghi, vieni a prendere con so bonbon. Vieni manager, vieni. Tramonto, per vivere al meglio questo momento magico, ti lascerò in ottima compagnia. Cioè? Con questo signore? Giuseppe. Da giorni lei è in cerca del cannolo siciliano. E non lo trovo. L'ho trovato io e gliel'ho comprato. E adesso se lo mangia, se lo gode. Però dobbiamo lasciarli da soli, eh? Noi andiamo via. Ho capito, perfetto. Andiamo via, noi andiamo Poi via. andiamo lavatrici, insieme i gambi lunghi, beri uno buono caffè che ci fai Francesca, la migliore macchinetta.